Picchiate, insultate, ma quello che conta vincenti. Questo è il responso della battaglia, perché di questo si è trattato in quegli torri di Quartesolo contro le locali formazioni di di calcio, scese in campo oggi con l'unico obiettivo di far male e di cercare di troncare in qualunque maniera, tecnica o fisica che sia, le trame di gioco delle più tecniche avversarie del Real Bardolino. Ne è scaturiti quindi una gara nervosa, all'inverosimile, amministrata male dal direttore di gare, visibilmente sceso in campo pensando ad una gita fuori porta. Invece falli, gomitate e tanto nervosismo hanno caratterizzato lo scontro al vertice della giornata sportiva, che ha visto il Real Bardolino uscire, anche con un po' di fortuna visto i due pali locali, con i 3 punti finali ed una seria ipoteca allo scettro finale di categoria. Mattatrice della giornata il capitano Silvia Ecker, quando all'8º della ripresa prende in mano la situazione e con un'imponente cavalcata scardina l'intera retroguardia vicentina, siglando di potenza la rete della vittoria finale per la formazione del presidente Marcello Battistoli. Da sottolineare al termine della gara, dopo il triplice fischio finale del signor Picelli, grave gesto della calciatrice Zanella del Prix Torri, che colpisce con un forte fendente alla nuca la Leonesi ospite, che crolla a terra, attimi di tensione e di spavento con l'intervento del 118 ed un immediato ricovero all'ospedale di Vicenza, dove viene effettuata l'attacco e la visita neurochirurgica. I vertici del Real Bardolino si sono riservati, ovviamente non facendo vedere le immagini perché sono a indiscrezione del direttore di gara e degli organi di competenza, naturalmente con relativo esposto al direttore di gara, di agire con azioni legali nei confronti della tesserata del Prix Le Torri per il grave gesto antisportivo di cui si è resa protagonista. È stata una partita molto combattuta, però al primo tempo abbiamo giocato palle a terra, sono state proprio unite come squadra, come ragazze, e il secondo tempo sono entrate molto aggressive nei nostri confronti, però insomma ce l'abbiamo fatta. Magari ci vuoi raccontare così a grandi linee cosa è successo al termine della partita col Gazzabulli in mezzo al campo, con l'atleta del Bardolino e la Leonesi che è caduta a terra colpita alle spalle? L'arbitro ha fischiato la fine della partita e a un certo punto un attaccante, un numero 16, ha proprio dato un pugno alla Peggy, alla Elena, e insomma è andata a terra. Infatti adesso speriamo che le sue condizioni siano buone e è andata in ospedale. È stata una partita combattuta e molto bella, e posso dire che siamo soddisfatti di questo risultato qua.